stasera affronterò due riflessioni su cui ho lavorato l'anno scorso. Una è legata al tema del cibo sano, del cibo sostenibile e del rapporto tra cibo e stili di vita, e l'altro il tema invece del cambiamento climatico. Sono due temi che potrebbero sembrare tra loro molto lontani, invece si sovrappongono e anzi delle quali si alimentano. Anche perché la questione del cambiamento climatico, che è la grande sfida che noi stiamo di fronte, è una questione che in qualche modo trova purtroppo una grossa rilevanza sul fronte proprio della dieta. Le diete alimentari hanno un impatto molto forte in termini di inquinamento, in termini di emissioni di CO2, perché sia sul fronte della produzione, sia sul fronte poi di quello che possiamo dire produzione, per esempio per trattare gli animali, per l'acqua che si usa per irrigare l'agricoltura, per il cibo che si produce, ma anche poi per la quantità di cibo che viene sprecato. Pensate solo, per darvi un dato, che oltre il 40% del cibo sprecato in Italia e in Europa è sprecato all'interno delle famiglie, nelle case, nelle nostre case. E quindi il contributo che noi dà è rilevante sul fronte sia di quello che noi buttiamo via in termini di cibo buono, che potrebbe dare soddisfazione ovviamente alle persone che sono nel bisogno, ma anche e soprattutto in termini di inquinamento che produciamo inutilmente. E quindi questo in qualche modo questo incrocio tra una delle principali emergenze globali, che ha a che fare certamente innanzitutto con un accordo globale. Per affrontare il cambiamento climatico dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 su scala planetaria, ma dall'altra poi, guardando per esempio sul caso del cibo, si ricade sui nostri comportamenti, sui nostri stili di vita. Gli stili di vita quindi rappresentano uno dei contesti, dei luoghi, delle azioni, delle trasformazioni a cui siamo maggiormente chiamati e che chiamano la responsabilità di ogni persona. Ognuno ha una propria parte di responsabilità per fronteggiare la crisi climatico-ambientale di questo nostro tempo. Ecco, all'interno di queste riflessioni poi introduco, nel senso che negli interventi che ho fatto, anche la dimensione etica: quanta responsabilità compete a ognuno di noi. Abbiamo visto che è molta, ma la dimensione etica ha particolare rilevanza su alcune questioni. Pensate alla questione del cambiamento climatico, perché non è indifferente se la temperatura nel corso di questo secolo aumenterà di meno di 2 gradi o di più di 2 gradi, perché cambierà radicalmente la condizione di vita sul pianeta. Ecco, quindi la dimensione etica in qualche modo entra fortemente nelle questioni ambientali, perché sono questioni che riguardano il mondo intero, riguardano la qualità della vita, riguardano la vita sul pianeta, e sono estremamente importanti anche perché le scelte che faremo oggi condizioneranno, comunque determineranno il futuro che verrà domani. Questi sono alcuni degli aspetti su cui ci soffermeremo. Mi sono soffermato nelle riflessioni che ho fatto l'anno scorso in questi 2 libri che ho scritto e curato.